un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Magna, 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 è vero, parole sante, è tutto un magna magna. Un saluto da Sammy Varin, benvenuti, benvenuti, benvenuti. In mano la forchetta, coltello, oppure state guardando la radio come per dire magari potessi mangiare. Ok, ok, ok. È comunque la pausa pranzo per qualcuno? C'è qualcuno che mangia? No. E noi parliamo lo stesso di cose da mangiare o comunque di appuntamenti dove gnam gnam. E martedì grasso è in arrivo. Tu dici, ma ce n'è di tempo, ragazzi. Lo sapete, noi della Lega, ma guarda, il militante semivarinista, noi della Lega siamo troppo avanti. E a proposito di appuntamenti da non scordare, è in arrivo il carnevale, il martedì grasso, il 4 marzo, che in molte zone sarà martedì grasso, ma non soltanto. È in arrivo il carnevale e sono tantissime le segnalazioni che mi stanno arrivando e vi ringrazio al 34067 09 659, ma potete anche inviarmi una mail sammy.varin@radiolibertà.net per segnalarmi quelle che sono le cose belle che avvengono sul vostro territorio in queste prime settimane dell'anno nuovo. Certamente pensiamo a Carnevale e andiamo in provincia di Roma, a Velletri, il Carnevale popolare veliterno, che ci ho messo un po' a capire. Veliterno, uno dice, ma vediamo dov'è questo paesino, dove si trova Veliterno di Velletri, ignorante. Tutto è pronto per l'edizione 2025 del Carnevale Popolare di Velletri. Dopo il grande successo dello scorso anno, Velletri si prepara a vivere un altro carnevale straordinario con 9 carri allegorici e tantissimi gruppi mascherati pronti a colorare le strade della città. Chiaro che qui parliamo di Velletri, ma parliamo di ogni città, di ogni paese. L'invito che vi fa Sammy Varin è di tornare a vivere il carnevale, anche se non abbiamo più 10 anni, anche se i nostri figli sono grandicelli. È bello tornare bambini almeno per un giorno, e quindi quando c'è la sfilata dei carri usciamo di casa, andiamo a vederli, compriamoci una mascherina. Io vado sempre vestito da fantasma, mi diverto un fracco a far spaventare la gente ancora adesso. Da piccolo mi vestivo da Paperinik, poi ero poco credibile e adesso faccio il fantasma. Tu dici ce ne sono tanti di fantasmi in giro, neri, tacciamo di infinite cose. Velletri, torniamo a Velletri, certo, certo, certo. 9 carri allegorici, tantissimi gruppi mascherati pronti a colorare le strade di Velletri. Quando cominciamo a segnare, parlo di Velletri e parlo, dicevo, anche di molti paesi e città in tutta Italia. Domenica 16 febbraio, domenica 23 febbraio, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, che a Velletri sarà martedì grasso. Il corteo parte da Piazza Caduti sul Lavoro alle 15, attraversando il centro città fino a Piazza Garibaldi e ritorno. Un viaggio ricco di allegria, musica e colori. Avete mai fatto salire i vostri figli, i vostri nipoti sul carro di carnevale? È una cosa divertentissima, certo, finché hanno 10-15 anni, poi non ci salgono più purtroppo. E questo un po' dispiace, certamente. I carri per i grandi non li fate? Dico io. Un momento speciale in occasione della prima sfilata domenica 16 febbraio. Re Carnevale riceverà simbolicamente le chiavi della città di Velletri, che custodirà fino al martedì grasso. Festa dei bambini il 27 febbraio al Palazzetto dello Sport Pala Bandinelli, con tanti giochi, magia e animazione per i più piccoli. La festa dei nonni il 1 marzo al centro anziani Tosti, una giornata di musica, balli e sorprese per i nonni in maschera. Un ringraziamento speciale a tutti i carristi, che non sono quelli che sono andati sul carro armato come me, sono quelli che hanno preparato i carri, le associazioni, a chi contribuisce alla realizzazione di queste grandi feste. Velletri, città del carnevale. Non perdere l'occasione di vivere questa tradizione che cresce ogni anno, ma io dico di più, cerchiamo di far rivivere
quel bimbo che abbiamo dentro di noi almeno una volta all'anno. Segnalatemi ciò che di bello succede sul vostro territorio. Scrivete a sammy.varin@radiolibertà.net o inviate il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. Seguiamo la Lega, dai, seguiamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E qui sono tutti affamati, non lo so. Quando c'è in onda è tutto magna magna e c'è sempre sta gente che mangia intorno a noi. Boh. Appuntamenti da non scordare targati Lega e non soltanto. Siccome siamo in diretta oltre che in differita, mi seguite anche nel weekend, ma chi mi segue in diretta il mercoledì e ringrazio sempre coloro che mi scrivono per controbattere a ogni cosettina che vi proponiamo. Sammy, visto che proponevi Povia a Sanremo per chiudere assenze, intanto perché non lo trasmetti in radio e non lo intervisti? Grazie Maurizio, assolutamente sì, abbiamo trasmesso proprio il giorno che è uscito il suo nuovo ultimissimo pezzo e intervistarlo lo abbiamo intervistato in passato, devo dire un po' che mi manca e mi hai fatto venire voglia di andarlo a cercare, gli faccio un whatsappino, cosa dici? Magari proprio nei giorni di Sanremo. Chiaro che essendocene uno in meno a Sanremo, io avrei colmato quell'uno, facciamo 30 e invitiamo Povia. Fossi stato Conti, ragazzi, sarebbe stato un colpo di genio, con tutti i Fedez e i Tony F possibili, immaginabili. Un Povia tirato dentro all'ultimo avrebbe fatto chiacchierare cani e porci. Cosa ne pensate? Intanto, a proposito di Sanremo, mi hai dato un là, caro ascoltatore. Oggi tutti i quotidiani parlano dei testi delle canzoni di Sanremo, scrivendo delle cose oscene, signori. Il Corriere ha tirato in ballo la Crusca e le canzoni di Sanremo, scrive oggi sul Corriere nell'articolo Edoardo Semmola. Gabbani banale, su Fedez cadono le braccia. Il testo peggiore? Non ci credete mai, quello dei Modà, pesantissimo. E ci cadono le braccia davvero, perché in Modà pensavamo, in Modà, ma mia moglie diventa matta per i Modà, adesso esce il nuovo album e se non gliene metto almeno una canzone non mi fa entrare, mi cambia la serratura. E come pesantissimo? E poi sto male, no? Perché? Perché il cantante ha sofferto di depressione, soffre di depressione, magari ha scritto qualcosa di... Non lo so, rimango. L'analisi dei testi delle canzoni dei Big in gara dell'Ariston a cura del professor Lorenzo Coveri dell'Accademia della Crusca. Bocciati Elodie e Massimo Ranieri. Persino Ranieri mi hanno bocciato, che ero qua che speravo che almeno che si classifichi uno primo, secondo, terzo. Giorgia si salva solo perché è lei un 6. E qui uno dice, boh, ma allora no, non sappiamo più cosa pensare, vincerà uno di quei rapper malefici? E le voci sul ritiro da Sanremo di Fedez, l'entourage niga, ma c'è qualcosa di vero. Oh mamma signor, l'ipotesi è il timore delle contestazioni, che possa essere contestato come hanno fatto a Crozza un po' di anni fa, vi ricordate? Oh, abbiamo goduto come maialini, è vero. Torneremo sull'argomento, certo, no, non tiratemi dentro, dai. Qui in Liguria ci sono i dolcetti di carnevale che in Liguria chiamano le chiacchiere. In provincia di Livorno li chiamano cenci. Li vendono anche nei supermercati, ma io ingrasso solo a guardarli. Bravo, bravo, bisogna resistere. No, non c'entrate neanche nei supermercati. Giratevi dall'altra parte. Mettetevi un burka completo che copra anche gli occhi. Fanno male alla salute, poi sono quelli che il cioccolato, che cosa passa? Bastardate per quelli che non possono mangiare ste robe perché sono ingrasso, perché ci sono quelli che mangiano come il Beppe, quello che porta avanti il nostro sito radiolibertà.net, quello continua a mangiare sempre bello, magro, ma come fa? Boh.
Caro Sammy, nessuno si domanda chi ha filmato quelle torture al nuovo Sumaoro. Se l'Italia per lui è un paese insicuro e razzista, perché non chiede il suo rimpatrio al PD, dato che ha dimostrato di essere sensibile a paesi insicuri e razzisti? Il PD sono anni che nell'immigrazione irregolare fa molti soldini e privilegi. E ancora, le bande guerrafondai minorenni che non si sentono italiani e non vogliono obbedire alle nostre leggi italiane. Anche loro si facciano rimpatriare nei paesi dei loro genitori che non li hanno saputi integrare nella nostra Italia e sono diventati dei grossi problemi di sicurezza. Parole meditative che io mi metto lì sul tavolo e poi, secondo me, poi ci ripensate. La gattina, la gattina, la gattina, ma oltre alla gattina che soffre non ci sono persone che necessiterebbero di TAC accorciando le liste d'attesa? Facciamo utilizzare macchinari così costosi H24? È vero, è vero, è vero. Sempre argomenti che vi metto lì sul tavolo. Si coprono il volto perché... Dai, no, non scherzare, no. Non vi dico perché si coprono, non è vero, anche se a volte viene il dubbio che si coprano il volto perché sì, sto per andarmene, ma giustamente appuntamenti da non scordare targati Lega. Io ringrazio tutti coloro che mi scrivono al 340 6709 659 o che mi inviano mail. Importantissimo questo collegamento quotidiano. Oggi è il 5, domani è il 6. Appuntamento a Colico, Lecco, presso l'Auditorium Michele Ghisla, con un bellissimo confronto sull'autonomia differenziata. Pro e contro a confronto con Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia, che sostiene le ragioni del sì. Gianmario Fragomeli, consigliere regionale della Lombardia del PD, che sostiene le ragioni del no. Modera il confronto Guido Lombardi, responsabile Unica TV. Il 6 febbraio, domani, ore 21, Auditorium Ghisla a Colico, Lecco. Un altro appuntamento da non scordare, ve lo tiro al volo. Per oggi, mercoledì 5 febbraio, c'è Roberto Vannacci in quel di Frosinone. Ogni ore 15, conferenza stampa. Alle 17 incontra i cittadini. Domani, giovedì 6, alle 9 al mercato ortofrutticolo di Fondi Latina. Alle 10.30 incontro le cooperative agricola di Terracina e poi a mezzogiorno la conferenza stampa presso Parco Hotel in quel di Latina. Ultimo evento targato Lega che vi posso ricordare perché poi mi chiudono il microfono: 7 febbraio, dopodomani, ore 18, sala auditorium della Regione, via Roma 2 a Pordenone. Si parla di come amministrare a nord-est, dall'autonomia differenziata alle nuove province elettive. Appuntamenti importanti perché ci sarà Massimiliano Fedriga, Roberto Calderoli, Antonio Calligaris, Marco Dreosto. A moderare il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno. 7 febbraio, Pordenone, ore 18, sala auditorium della Regione, via Roma 2, amministrare a nord-est. Da Sammy Varin per il momento è tutto. Ci ritroviamo domani ore 7.30 con Francesco. Chi lo sa? Sì, cioè, dai, vieni, sì, dai, vieni, no, dai, ci sarà che... Grazie, a domani.